Amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini di Chicco Piu ci portano al Franco Frogheri di Nuoro, dove per la 28ª giornata del campionato di eccellenza si affronteranno Nuorese e Ferrini Cagliari. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini del signor Gabriele Mulas della sezione di Oristano, ad assisterlo nel compito i signori Andrea Nurra e Matteo De Gortes. Nuorese oggi in maglia bianca, Ferrini gioca con una sorta di blu cerchiato, comunque in maglia scura. Si salutano anche gli allenatori mentre sono in corso le operazioni preliminari di questa partita. Andiamo con la lettura delle formazioni partendo dalla Ferrini per dovere di ospitalità. I cagliaritani schierano De Luca, Boi, Mudu, Zedda, Bonu, Mancusi, Carboni, Dore, Serra, Piroddi e Podda. A disposizione abbiamo Pani, Ledda, Montici, Usai, Serrau, Alexander, Antic, Bile e Mele. La risposta della Nuorese, che in questo momento sta andando a collocarsi sulla metà campo di destra, è affidata a Trini, Filia, De Solis, De Murtas, Aru, Emerson, Tanda, Tirra, Manca, Cossu e Fabio Cocco. A disposizione di mister Ivan Cirinà abbiamo Magia Puddu, Giuseppe Cocco, Laconi, Steri, Braga, Catte, Zannini e Sogos. Nuorese che andrà a battere il calcio d'inizio di questa partita. Mano al cronometro per noi, mano al cronometro anche per l'arbitro, anzi soprattutto per l'arbitro, che darà inizio a questa gara, ripetiamo, valida per la 28ª giornata, la terzultima di questo campionato di eccellenza. Nuorese a quota 36 punti per la salvezza matematica, ne manca uno alla squadra di mister Ivan Cirinà. Potrebbe anche non servire, ma intanto per prendersi un po' la sicurezza i barbaricini dovrebbero cercare di fare ancora risultati. Questa è la penultima gara che la Nuorese giocherà al Franco Frogheri, poi ci sarà la trasferta di Budoni e poi l'ultimo match sarà il derby col Taloro. Intanto partiti con la Nuorese che gioca il primo pallone. Quanto alla Ferrini invece situazione un po' più complicata per la squadra cagliaritana, 29 punti per la Ferrini, 1 di vantaggio sul San Teodoro e 2 sull'Albano, rispettivamente la quartultima e la terzultima posizione. Ferrini in compagnia di Barissardo e Carboni, a lotta per non retrocedere, davvero intricata, davvero combattuta, a 270 minuti dal termine, così come la lotta a promozione. Occhio alle sfide che stiamo trasmettendo su Directa Sport, peraltro tra Villa Simius e Budoni e Monastir Ossese. Il Budoni è a 2 punti sostanzialmente dalla vittoria del campionato, sono 8 i punti di vantaggio della squadra di Cerbone sul Monastir. Con una vittoria Villa Simius chiuderebbe i giochi la squadra gallurese. Attenzione anche alla lotta playoff con il Monastir secondo in classifica, che deve conservare il vantaggio sul Tempio, oggi impegnato in casa contro il Taloro, e la stessa Ossese ha bisogno di fare i punti per tenere il distacco dalla terza in classifica, ossia dal Tempio, sotto i 10 punti. Insomma, tanti obiettivi ancora in corso, e entriamo adesso in cronaca per seguire questo Nuorese Ferrini con Dore che punta a Filia, non si lascia sorprendere il terzino originario di Lorai, scambia con De Murtas, da questi ad Emerson. Emerson apre a destra nella zona di Aru, una delle scelte operate oggi da mister Cirinà, squadra un po' ringiovanita con l'ingresso da titolare appunto di Mattia Aru, ma con il centrocampo costituito solo da millennial, possiamo usare questa definizione, con Tirra, Tanda e De Murtas, tutti nati dopo l'anno 2000. Inizia a fare le prove generali anche per la prossima stagione la Nuorese, valorizzando i suoi giovani. In attacco abbiamo Cossu e Manca insieme al più esperto e capitano Fabio Cocco. Nuorese che oggi deve rinunciare anche a Cadau, che sconta la seconda delle 2 giornate di squalifica rimediate a seguito dell'espulsione che il centrocampista ha rimediato nella partita col Calangianus. Intanto Cocco prova a lanciare Manca sullo spazio, sembra in netto anticipo
Mancusi, si disimpegna bene il giocatore della Ferrini che poi mette il pallone oltre la linea laterale, viene recuperato da Aru. Osserva il piazzamento dei compagni Aru, va da Manca, il colpo di testa di Manca, forse una spinta da parte di Mancusi non rilevata dall'arbitro che assegna la rimessa laterale alla Ferrini, che può manovrare sul settore di sinistra proprio con Mancusi, palla che scorre, quindi Piroddi prova a lanciare per Podda, c'è stato un fallo, calcio di punizione in favore della Nuorese, della Ferrini. Ferrini che gioca dal basso con Carboni, in veste di playmaker, gioca poi all'indietro sul capitano Alessandro Bonu, quindi ancora Carboni, apre a destra nella zona di Zedda, anticipato, recupera De Murtas apre su Cocco, Cocco la mette in centro per l'inserimento di Cossu, anticipato da De Luca che fa subito ripartire l'azione della Ferrini. Qui Emerson di testa alleggerisce per Filia, Cocco deve tornare all'indietro da Emerson, il capitano della Nuorese, poi Emerson apre a destra nella zona di Aru, tiene il pallone in campo Aru inseguito da Serra, Pitirra ancora all'indietro a cercare Emerson, da Emerson a De Murtas, mette giù il pallone numero 14 della Nuorese, scambia con Tanda che gli restituisce il pallone, poi Pitirra ad esterno cerca Filia, la chiusura di Zedda in due tempi, mette il pallone oltre la linea dell'out, rimessa per la Nuorese. Buona l'idea di De Murtas per Filia, ha chiuso la difesa della Ferrini, Nuorese che tiene il possesso palla con Emerson che apre dalle parti di De Solis, sistema il pallone De Solis, la sventagliata a cercare De Murtas che si è allargato a sinistra, De Murtas affronta Zedda, la chiusura del numero 14 della Ferrini, l'ultimo tocco è di De Murtas, direttore di gara che concede la rimessa laterale alla Ferrini, si avvicina a Federico Boi, ex di turno, aveva già giocato nella Nuorese, il centrale che tra le altre squadre ha vestito anche la maglia dell'Arzachena andando a vincere il campionato di Serie D nel 2017. Tanto si ritorna da Trini, oggi preferito a Magia, una sorta di staffetta tra i due portieri in questo girone di ritorno. Emerson, palla in avanti a cercare De Murtas, c'è l'anticipo di Carboni, rimessa laterale in favore della Nuorese, qui manca, sistema il pallone, poi chiama nello spazio Cossu, la chiusura di Boi, qui Bonu perde palla, Cossu può entrare in area di rigore, Cossu, l'intervento in scivolata di Mancusi, Cossu tiene il pallone, prova a scaricare su Cocco, c'è una deviazione, si salva la Ferrini ma alimenta l'azione per un attimo la Nuorese, poi Zedda porta via il pallone a De Murtas, ma ancora la Nuorese con il recupero di Emerson, da Emerson a De Murtas, all'indietro per Cocco, Cocco la gioca all'indietro su De Solis, si è aperto a destra Aru in verticale a cercare Pitirra, prova a contendere il pallone a un avversario Pitirra, lo perde, recupera Carboni, l'apertura a destra non intercetta Bonu ma c'è Zedda, Boi scusate si sovrappone a destra, Zedda torna indietro dal numero 10 Dore che apre a sinistra nella zona di Mudu, poi Carboni dentro a cercare l'inserimento di Podda, si alza la bandierina del signor Nurra, era riuscito nella deviazione Trini, pericolosa adesso la Ferrini,
quando siamo all'8° minuto di gioco, risultato ancora di 0-0, ma iniziano a scaldare i motori le due squadre. Aru, affrontato da Dore, fa passare il pallone, Mudu di testa ad anticipare Kossu, si torna da Podda, anticipato da Emerson, recupera Cocco che arriva prima di Dore, Cocco lancia nello spazio Kossu, Kossu può entrare in area di rigore, Kossu prova a sorprendere De Luca con un pallonetto, ci arriva con la spalla il portiere della Ferrini, pericolosa la nuorese con Alessio Kossu, ben imbeccato da Cocco, guadagna un calcio d'angolo la squadra verde-azzurra, si avvicina Emerson alla bandierina di destra per una traiettoria a rientrare con il mancino. Tanto vengono avanti i saltatori dalle retrovie per la nuorese, soprattutto De Solis e Filia. Palla dietro di Emerson per Cocco che può sistemarla, Cocco esplode il destro, ribattuto, adesso prova a lanciarsi in pressione Serra, ma la nuorese mette nuovamente ordine con De Solis che gioca su Cocco, da questi a Filia, insiste la nuorese, ancora indietro per Cocco, Aru, per Emerson che si è spostato a destra, Emerson cambia gioco dalle parti di Filia, addomestica il pallone Filia, poi centralmente c'è Cocco che ha spazio, si fa vedere Kossu, Cocco va a giocare in verticale su De Murtas, De Murtas Pitirra prova a servire Kossu, chiude tutto la Ferrini, poi Cocco prova ad alimentare l'azione, Kossu va via a Mudu, anzi si trattava di Pitirra, Pitirra gioca indietro su Aru, Aru va via a Piroddi, poi chiude tutto Serra, ma ancora la pressione della nuorese con De Murtas, Kossu la mette dentro per Manca, c'è l'anticipo di Mancusi, ma insiste la nuorese che adesso ha alzato notevolmente il proprio baricentro. Cocco, dietro per De Solis, c'è la pressione di Podda, De Solis gioca a destra dove si è aperto Tanda, porta la palla a Tanda, poi gioca centralmente su Cocco, Cocco in verticale per Manca, lo scambio con Kossu, finisce a terra Kossu, calcio di punizione per la nuorese. Vediamo che Emerson si avvicina, punto di battuta, è una posizione buona per il brasiliano, dotato sicuramente di un buon tiro che non scopriamo certo oggi. Si allontanano tutti tranne il capitano Fabio Cocco, potrebbe essere un'altra soluzione per la nuorese, mentre De Luca va a sistemare la barriera. Vediamo come la nuorese intende sfruttare questo calcio piazzato, sono venuti anche i saltatori dalle retrovie al limite dell'area. C'è Cocco che infatti la mette al centro per Manca, ha provato la deviazione di testa, palla alta. Nuorese che ci prova ancora. Mentre De Luca invita i suoi a salire perché è davvero alta la pressione dei giocatori della nuorese. 5 giocatori a ridosso dell'area di rigore e dunque De Luca preferisce saltare il centrocampo con questo rinvio. Il colpo di testa di Tanda, il pallone che arriva dalle parti di Trini che lo gioca con i piedi a destra per Aru, Aru la mette in avanti, l'anticipo di Mancusi su Manca, si torna da quella parte con Aru che anticipa Piroddi, con un fallo l'attaccante della Ferrini, calcio di punizione a favore della nuorese che manovra adesso con De Solis, gioca su Emerson, si è abbassato De Murtas per ricevere, da De Murtas centralmente per Tanda, si ferma a Tanda, il pallone diventa giocabile per Cocco, ma c'è stato il fallo di Piroddi su Tanda, calcio di punizione, qui
Cocco rischia qualcosa, Piroldi non aveva osservato la distanza e viene richiamato dal direttore di gara, ma per quanto Piroldi fosse vicino al pallone, forse Cocco è stato un po' precipitoso nel battere questo calcio di punizione che adesso viene replicato sostanzialmente da Emerson. Qui pallone alto, Manca prova a conquistarlo, poi Carboni in anticipo su Pitirra, il pallone diventa buono per Manca, fermato da Mancusi, poi Pitirra prova a esplodere il destro dal limite dell'aria, palla alta sopra la traversa, altro tentativo per la Nuorese, mentre siamo entrati nel 14° minuto, squadre che stanno giocando sufficientemente a viso aperto nonostante la posta in palio comunque importante soprattutto per la Ferrini, che a 29 punti non ha ancora una classifica tranquilla per poter evitare i play-out. Intanto l'anticipo di Emerson mette a correre Cossu, ma Mancusi è in anticipo. Rimessa per la Nuorese, dicevamo, lotta per i play-out davvero aperta, almeno a 5 squadre. La matematica includerebbe ancora Taloro e Nuorese nella lotta, ma sicuramente le squadre più a rischio, per così dire, sono Ferrini, Carbonia, Barissardo, San Teodoro e Alghero, le squadre che gravitano tra i 27 e i 29 punti. Discorsi praticamente chiusi per il Ghilarza, già matematicamente retrocesso, e per il Lipunti, che ancora non ha conosciuto il verdetto della matematica, ma è davanti a un'impresa davvero disperata. Tanto qui il colpo di testa di Tanda, manca a rincorrere il pallone, c'è l'anticipo di Mancusi, mette a terra Pitirra, poi Tanda gioca su Emerson, che sventaglia sulla sinistra dove c'è Cocco, davanti a lui Boi, Cocco la gioca all'indietro, c'è l'anticipo di Dore su Filia, ma Dore non riesce a tenere il pallone in campo e quindi Filia guadagna la rimessa, la gioca all'indietro su Emerson, da Emerson a De Solis, Aru per Pitirra, qui sbaglia Aru, interviene Podda, quindi Mudu scambia con Dore, recupera la Nuorese, si torna da Trini, Filia, Emerson, palla in avanti a cercare Cocco, prova a metterla giù Cocco, inseguito da Boi, arriva la bandierina Cocco, le finte del capitano della Nuorese, trova uno scarico in De Murtas, poi da De Murtas a Filia, la Filia Emerson, torna indietro la Nuorese, Filia, Tanda, ha un po' di spazio, il numero 8 ex Ossese, mette il pallone in avanti, respinge Boi, poi scambiano Carboni e Piroldi, prova a lanciarsi in contropiede Piroldi, va via due avversari Piroldi, limite dell'area di rigore, punta Emerson, Piroldi e poi la palla finisce sul fondo, bella azione personale di Roberto Piroldi, maglia numero 9. Sistema il pallone Emerson, batte lungo a cercare Manca, ma manca De Murtas, si è aperto Filia sulla destra, Filia scambia con Cocco, non ha un buon controllo il capitano della Nuorese, rimessa per la Ferrini. Tanda prima di Podda, poi il duello tra De Murtas e Dore, palla che esce, rimessa per la Ferrini. Però la Ferrini con Boi, allora in avanti a cercare Piroldi, la mette giù, quindi Carboni, c'è Mudu a sinistra. Affrontato da Aru, Mudu, il colpo di tacco di Dore a cercare Podda, chiude tutto Filia, poi Nuorese che non riesce a ripartire, qui Pitirra alleggerisce su Aru,
parte Aru sulla destra, lungo linea a cercare Kossu, la chiusura di Mudu in due tempi, non esce il pallone, quindi il duello tra Piroddi e Aru, la rimessa è per la Nuorese. Tanto vi diciamo che al Comunalis Casas è ancora 0-0 tra Villa Simius e Budoni. Trini osserva il piazzamento dei compagni, il portiere della Nuorese. Recupera il Monastir, qui la sventagliata di Zedda a cercare Podda, troppo lunga, alla che diventa preda di Trini. 0-0 anche a Monastir tra Monastir e Ossese intanto, quindi risultati ancora bloccati. Con questi risultati il Budoni tornerebbe in Serie D con 2 giornate d'anticipo. Intanto qui la caparbia azione di Pitir, il rimpallo, anzi di Kossu, il rimpallo non lo favorisce. Recupera De Luca, quindi Mudu la gioca in avanti, Podda scambia con Piroddi, da Piroddi ancora a Podda, inseguito da De Solis e da Aru. Podda scarica sulla destra, il pallone al centro e poi la deviazione di Zedda, palla fuori, occasionissima Ferrini. Con Zedda che è sbucato alle spalle di Filia, non è riuscito a indirizzare verso lo specchio della porta. Ha rischiato la Nuorese quando siamo al 20° minuto. Traversone di Serra da sinistra, un po' impreparata la retroguardia verde-azzurra. Nuorese che adesso rimette con Trini, palla in avanti De Solis. Cocco la sistema per Pitirra, apre per Kossu. Kossu punta a Mudu, Kossu la mette al centro, la respinta di Bonu. Prova adesso a distendersi con Mudu, la Ferrini, guadagna la rimessa laterale, l'esterno sinistro della squadra cagliaritana, quindi Carboni cerca uno spazio a destra, il pallone per Bonu è troppo lungo. Era partito Zedda sulla destra, Bonu, anzi Boi lo richiama alla sua posizione. Filia, Emerson, Pitirra, ora Emerson per Tanda, spazio, si gira Tanda, gioca su Cocco, manca nel frattempo, era finito in fuorigioco. Cocco apre a destra su Aru. Aru prova a giocarla su Kossu, c'è una deviazione, rimessa laterale per la Nuorese. Tanda, Kossu, si ferma Kossu, pressato da Mudu, gli tocca il pallone oltre la linea dell'out. Altra rimessa per la Nuorese con Aru che stavolta gioca indietro da De Solis. De Solis serve Filia. Filia per De Murtas. Si torna da Emerson. Filia. Pitirra si è abbassato per ricevere. Gioca in orizzontale per Tanda, Nuorese che ha un po' di spazio a destra, Tanda va a giocare su Aru, lungo linea a cercare Kossu, Kossu contro Mancusi, riesce a giocare su Tanda, da Tanda a Cocco, Cocco scambia con Kossu, Kossu ha la possibilità per metterla dentro per Cocco, se l'è trovata troppo indietro il capitano e non è riuscito a calciare verso la porta, buona azione della Nuorese. Firini che riparte da destra con Boi, quindi De Luca, Carboni, Bonu, da Bonu a Boi,
Palla in avanti a cercare Podda, l'anticipo di Emerson, mette giù il pallone Filia, da Filia centralmente per Pitirra, porta palla Pitirra, poi gioca a sinistra su Cocco, sterzata di Cocco che poi apre a destra nella zona di De Solis, può distendersi da quella parte la nuorese. De Solis per Aru, Aru la mette al centro nella zona di manca, anticipato, chiude la Ferrini ma lo fa male, Cocco ha la possibilità per esplodere il sinistro, blocca De Luca, non perfetto questo disimpegno della Ferrini e Nuorese che stava per approfittarne. Tanto De Luca fa salire i suoi, andrà a battere lungo. Emerson in anticipo, subentra nell'azione Dore, ma Emerson va a sradicare il pallone anche al numero 10 con un fallo, secondo l'arbitro. Non è per niente convinto Emerson di questa decisione, non lo manda a dire né all'arbitro né al primo assistente. Calcio di punizione per la Ferrini. Siamo circa a 30 metri dalla porta difesa da Trini, Carboni e Dore sul pallone. Intanto a Monastir vantaggio dell'Ossese sul Monastir. Avanti la squadra di Giacomo De Martis. 3 punti preziosi per i bianconeri per cercare di fare i playoff. Qui intanto la battuta di Carboni, il colpo di testa di Emerson, palla che esce rimessa a Ferrini, mentre a Iskasas è andato in vantaggio il Budoni sul Villa Simius, 1-0 in favore della squadra di Cerbone, che a questo punto avrebbe ben 11 punti di vantaggio sulla seconda. Emerson, Tanda, De Murtas, il tocco di Piroddi, rimessa laterale per la Nuorese, chiedeva delucidazioni Piroddi. Nuorese che riparte dall'auto di sinistra, qui Filia, Carboni intercetta, pallone che diventa buono per Podda, prova a passare tra Pitirra e Tanda, non ci riesce, la chiusura di Pitirra in verticale per Manca che prova l'apertura per Cossu, buona idea, fa buona guardia per Omudu che appoggia all'indietro su De Luca, da De Luca a Mancusi, porta la palla a Mancusi, la mette in avanti, lo stop di Piroddi, interviene Aru, quindi Tanda prova il lancio in verticale per Cocco che applaude all'intenzione del compagno, palla troppo lunga, esce De Luca e quindi gioca su Zedda, Zedda a Bonu la gioca in avanti nella zona di Podda, anticipato da Emerson, ancora un fallo e ancora una volta Emerson che manifesta il suo disappunto nei confronti del signor Mulas che si avvicina a Emerson, forse per un ultimo richiamo verbale. Prova a chiarirsi Emerson. Carboni apre a sinistra per Mudu che deve tornare all'indietro per tenere giocabile questo pallone, poi sul tentativo di traversone si è alzata la bandierina del signor Nurra, posizione irregolare da parte di un attaccante della Ferrini e Nuorese che può ricominciare da un calcio di punizione. Pallone De Solis, si avvicina a Pitirra a ricevere ma De Solis va da Trini, quindi Emerson la gioca su De Solis, al piano il pallone l'ex centrale di Ghilarza, lo gioca su Aru, ancora De Solis, centralmente per Cocco, di prima intenzione a chiamare lo scatto di Cossu, il pallone gli rimane indietro, recupera Mudu, lo gioca su Carboni, quindi Mancusi, Bonu, Boi,
fa vedere Zedda sul settore di destra. Zedda prova a servire Dore, passaggio sbagliato, l'anticipo di Filia, quindi manca, scambia con Cocco, da Cocco a De Murtas, stop elegante di De Murtas, gioca tutto di prima la Nuorese con Pitirra che apre a destra per Aru, guadagnano gli applausi del quadrivio, i verde-azzurri, quindi Cosu punta, Mudu, poi si allunga troppo il pallone, l'esterno d'attacco della Nuorese, palla sul fondo, pregevole rete di scambi comunque da parte dei giocatori della Nuorese. Intanto c'è stata una deviazione sullo spunto di Cossu e dunque sarà calcio d'angolo in favore della Nuorese. Stavolta va Cocco dalla bandierina di destra, stavolta la traiettoria dovrebbe essere a uscire, mentre ci avviciniamo alla mezz'ora. Pallone messo dentro da Cocco, Filia! De Luca se la trova lì e la blocca in due tempi, occasione per Lorenzo Filia, ci ha provato con il piattone, tiro centrale che ha sollecitato i riflessi del portiere della Ferrini. Ferrini che prova a ripartire da Mudu, quindi Carboni. La pressione di Tanda, Carboni gioca in verticale su Piroddi, va via a Cocco, quindi Mudu in avanti a cercare Serra, spalle alla porta, pressato da Aru, il fallo di Aru, calcio di punizione per la Ferrini. Gioca subito la Ferrini con Dore, quindi Mudu apre a destra per Zedda che prende il tempo a Filia, Zedda entra in area di rigore, Filia va a chiudere, sarà calcio d'angolo per la Ferrini. Si era fatto saltare Filia ma poi è riuscito prontamente a recuperare la posizione. Va Carboni dalla bandierina di destra. Sistema il pallone Carboni, traiettoria a uscire per il numero 4. Pallone al centro, Emerson svetta su tutti, ma tiene l'azione d'attacco la Ferrini. Ancora Carboni, mette un pallone teso che arriva dall'altra parte, qui Boi prova a rimettere in mezzo, manca di testa, Zedda lascia scorrere il pallone, rimessa Ferrini, va a riposizionarsi la Nuorese dopo questa palla inattiva, anche i giocatori della Ferrini vanno a recuperare le rispettive posizioni. Poi Carboni la mette in avanti, Emerson in anticipo su Podda, poi manca su Carboni, Cossu, si ferma Cossu, deve affrontare i due avversari, la gioca all'indietro, poi Emerson in anticipo su Podda, continua un po' il duello tra Emerson e il signor Mulas, avrebbe voluto un fallo il difensore brasiliano. Poi scusate, Podda, il fallo su De Murtas, il calcio di punizione, si trattava di Zedda, commesso fallo su Alessio De Murtas, calcio di punizione per la Nuorese, 32esimo in corso, ancora 0-0 al Franco Frogheri tra Nuorese e Ferrini. De Solis, Trini, quindi Emerson, ancora su Trini, De Solis, Aru, Cocco, ancora all'indietro su De Solis, fa possesso la Nuorese cercando qualche varco, intanto Emerson ora porta a palla, supera la linea di metà campo Emerson, gioca in verticale su Manca, la manca a Cossu che si è spostato a sinistra, Cossu punta a Boi, Cossu, Boi con tutta la sua esperienza lo trascina fuori, rimessa a Ferrini.
Battuta lunga di De Luca a cercare Podda, stavolta in anticipo su Filia, poi Emerson prima di Zedda lascia correre il pallone oltre la linea laterale. Rimessa nuorese, va Filia sul punto di battuta. Filia per Manca, appoggia su Cossu. Deve difendersi Cossu dall'attacco di Dore, palla che esce, Cocco pressato da Mudu, rallenta la giocata di Cocco che poi riesce ad aprire a destra per Aru, da Aru a Tanda, Tanda per Cocco, non bene lo stop ma Cocco riesce a tornare sul pallone, tutto regolare, anzi no, il fallo di Fabio Cocco, il calcio di punizione per la Ferrini. Mudu, Mancusi, quindi Bonu, ancora per Mancusi, la sventagliata a cercare Zedda, arriva Filia in anticipo, quindi De Murta si incespica sul pallone, poi ne recupera il possesso, gioca all'indietro su Emerson, da Emerson in verticale per Pitirra, Pitirra appoggia su De Murtas, quindi Tanda apre a destra dove c'è Aru, lo stop di Aru, lascia a Cocco, la sterzata di Cocco su Serra, va via il capitano, poi lascia ad Aru, si torna da De Solis, Pitirra, ancora De Solis, alla in verticale a cercare Tanda, Tanda riesce con caparbietà a recuperare per un attimo il pallone, poi c'è Serra che interviene, subisce fallo, calcio di punizione per la Ferrini. Carboni, intervento falloso di Manca, altro calcio di punizione per la Nuorese, arriva un richiamo anche per Manca che aveva spostato questo pallone. Ha applicato finora la misura del buon senso il signor Mulas in queste circostanze, a volte vengono fuori anche i cartellini in questi casi. Bonu, Boi, quindi non è per Mancusi, porta la palla Mancusi, gioca in verticale su Podda, addomestica il pallone Podda, poi gioca all'indietro su Carboni, arriva a Cossu a ritardare la giocata di Carboni, a portare anche via il pallone al numero 4 della Ferrini. Trattenuta piuttosto reiterata di Carboni, arriva il fischio dell'arbitro a comandare il calcio di punizione per la Nuorese. Emerson, De Solis, si è abbassato Cocco, Cocco prova a giocare in verticale su Pitirra, chiude Mancusi, Cocco poi si accontenta della rimessa laterale, abbatte il capitano su De Solis, quindi Tanda, Tanda dietro su Trini, ancora Tanda, quindi Emerson gioca da De Solis, De Solis in avanti a cercare Manca, il duello con Mancusi e in anticipo il numero 22 della Ferrini, scambia con Mudu in avanti a cercare Podda, c'è una deviazione rimessa in favore della squadra cagliaritana. Pallone in avanti, il colpo di testa di Podda, quello di Dore su Tanda, ancora Podda, quindi Mudu, fermato forse con un fallo, prosegue per il vantaggio, Pirodi, Serra, la mette in una zona in cui non ci sono maglie blu, recupera la Nuorese, si torna da Trini, mette giù il pallone l'ex portiere della Macomerese, gioca corto su Emerson, apertura per Aru, non ha un buon controllo, poi prova a giocare in verticale su Pitirra, palla troppo lunga. Intanto in via ufficiosa
Vi segnaliamo anche altri risultati. Il Tempio è in vantaggio sul Taloro per 3-0. L'Alghero è avanti e Aguilarza per 2-0. E Barissardo sotto di un gol in casa contro l'Iglesias. Veramente questi sono risultati da prendere un po' con le molle, risultati ufficiosi, mentre quelli relativi alle partite tra Monastir Ossese e Villasimius Budoni sono risultati ufficiali che traiamo dalle dirette targate Directa Sport, sia al Comunalis Casas. Tanto qui ci prova De Murtas, parla bloccata da De Luca. Dicevamo le nostre produzioni oggi anche al Comunalis Casas per Villasimius Budoni e al Comunale di Monastir per Monastir Ossese. Ancora il Monastir che manovra con Mancusi, gioca all'indietro su De Luca. In avanti il portiere del Monastir, blocca tutto Emerson, gioca su De Murtas, Filia apre percorso, il colpo di testa di Zedda, subentra De Murtas cerca l'azione personale, intervento sul pallone, secondo l'arbitro, ma c'è un giocatore del Monastir a terra, si tratta di Boi che è andato a contrasto con De Murtas. Tanto vi confermiamo al momento il vantaggio del Budoni a Villasimius per 1-0 e quello dell'Ossese a Monastir. Con questi risultati il Budoni tornerebbe in Serie D con 2 punti di anticipo, il Monastir verrebbe agganciato dal Tempio, anche se la squadra di Angeleddu ha gli scontri diretti a favore, quindi conserverebbe la seconda posizione. L'Ossese riesce a tenere il -7 da queste 2 squadre, che consentirebbe alla squadra di De Martis di giocare i playoff. Andiamo in cronaca con De Solis che gioca su Trini. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Ancora reti inviolate al quadrivio, qui Boi la gioca in avanti, il colpo di testa di De Murtas manca, la sponda per Cocco, scavalcato dal pallone, lo recupera Boi, indietro su De Luca, alla in avanti Emerson di testa, De Solis rischia un po' la Nuorese, il Monastir infatti recupera palla con Pirodi, troppo lungo lo stop di petto, interviene De Murtas che deve fermarsi, chiama l'azione Aru sulla destra, si ferma Aru, alleggerisce su De Solis, quindi Tanda si abbassa sulla linea dei difensori e chiama all'azione Emerson, sale Filia sulla sinistra, Pitirra apre nella zona di Cosso, mette giù il pallone e attento Mudu che mette il pallone oltre la linea laterale. Mette giù Pitirra, Aru, Pitirra, De Solis, Emerson, De Murtas, Tanda, forse con un fallo, così è. Calcio di punizione per la Nuorese. Sistema il pallone Cocco. Sale Filia, De Murtas lo serve, Filia torna indietro su Cocco, apertura a cercare Aru, mette giù Aru, il traversone di Aru con una deviazione, Mancusi spazza l'area di rigore. Trini avanti nella zona di Manca, prova a difendere il possesso del pallone, c'è la chiusura in raddoppio di Mancusi, quindi colpo di testa di Filia, respinge. Poi Emerson calcia in avanti, era in fuorigioco Cossu, c'è stato intanto l'anticipo di Mudu, calcio di punizione per la Ferrini.
messo in avanti da Mancusi, Monastir che tenta un tema offensivo con Serra che prova a lanciare su Piroldi. Pallone troppo lungo, attenzione! Clamoroso autogol di Trini. Ferrini in vantaggio, incredibile autogol di Matteo Trini che si dispera, stava lanciando lungo, la palla è sfuggita alle mani dell'estremo difensore verde-azzurro, arrivano i compagni a consolarlo, arriva anche l'applauso del Franco Frogheri perché chiaramente si è trattato di un errore anche piuttosto goffo, ma che nulla ovviamente toglie al talento e alla carriera di Matteo Trini. Clamoroso errore, cambia il risultato al 44esimo minuto, al Franco Frogheri avanti la Ferrini per 1-0. L'autogol clamoroso di Matteo Trini che ha lasciato un po' tutti interdetti, compreso chi vi sta raccontando questa partita. E Nuorese dunque costretta a rincorrere. Tanto iniziamo a vedere anche qualche movimento dalle panchine, con Laconi che va a scaldarsi per la Nuorese e Antic invece per la Ferrini. Pallone messo avanti da Mancusi, lascia scorrere De Solis, recupera Trini. Emerson, Filia, un minuto di recupero intanto assegnato, qui manca e lui a commettere fallo su Bonu. Le proteste di Manca, deve arrivare il direttore di gara a sedare questa polemica. Battuta di De Luca in avanti a cercare Podda, la smorza per Piroldi, adesso prova a approfittarne la Ferrini, qui pallone dalle parti di Mudu, va in chiusura Aru che poi è costretto a liberarsi del pallone e a concedere la rimessa laterale alla Ferrini. Incredibile finale di primo tempo, sembrava una gara orientata verso lo 0-0, almeno fino alla pausa. Clamoroso errore di Matteo Trini. Fase di rilancio con le mani, ha spedito il pallone nella sua porta. De Solis, quindi colpo di testa di Carboni e qui finisce il primo tempo, squadra a riposo con la Ferrini in vantaggio per 1-0, decide fino a questo momento l'autogol di Trini. Ci fermiamo per un quarto d'ora circa, daremo un'occhiata anche agli altri risultati e poi torneremo per raccontarvi il secondo tempo. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società.
le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascelo ha tenuto col portiere Cascelo, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non fa una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta. E l'1-0 per i giuri senesi. Poi in linea di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città,
con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva nel sud della Sardegna, scegli Equity Park, per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Entriamo in diretta dal Franco Frogherie di Nuoro per il secondo tempo di Nuorese Ferrini alla 28ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Ci siamo lasciati un quarto d'ora fa con la Ferrini in vantaggio per 1-0, una sorta di fulmine a ciel sereno qui al Franco Frogherie. Il clamoroso errore in fase di rinvio di Matteo Trini ha portato all'autorete dell'estremo difensore verde-azzurro, andando a sbloccare una partita sostanzialmente equilibrata che era iniziata bene, a buon ritmo, con diverse occasioni da una parte e dall'altra, e che si stava appiattendo sullo 0-0 e sembrava davvero questo il risultato finale del primo tempo, fino a quello che è stato un clamoroso errore da parte di un portiere dal curriculum decisamente importante come Matteo Trini, cose che nel calcio possono anche capitare e che stanno permettendo alla Ferrini di avere un gol di vantaggio in questa importante sfida del Franco Frogherie. 1-0 il risultato, mentre intanto è iniziato il secondo tempo al Franco Frogherie. Nuorese in maglia bianca che attaccherà da sinistra verso destra in questo secondo tempo. In blu la Ferrini. Intanto ci sono state le proteste di Podda per un possibile fallo di mano di De Solis. Seguiamo questa azione della Nuorese e poi andremo anche con il riepilogo delle formazioni. Non ci sono stati cambi nel corso dell'intervallo e dunque gli stessi 22 della prima frazione di gioco agli ordini del signor Gabriele Mulas, assistito dai signori Andrea Nurra e Matteo De Gortes. La Nuorese è in campo con Trini, Filia, De Solis, De Murtas, Aru, Emerson, Tanda, Pitirra, Manca, Cossu e Fabio Cocco. La Ferrini risponde con De Luca, Boi, Mudu, Zedda, Bonu, Mancusi, Carboni, Dore, Serra, Piroddi e Podda. Adesso è la Ferrini con Piroddi che prova a distendersi in avanti, sfidato da 3 giocatori della Nuorese. Gli tocca il pallone fuori Mattia Aru. La rimessa è per la squadra cagliaritana. Abbiamo dato un'occhiata anche agli altri risultati nel corso dell'intervallo. Il Budoni avanti sul Villasimius per 1-0, un risultato che potrebbe valere alla squadra di Cerbone l'approdo in Serie D con 2 giornate di anticipo e a un anno di distanza dalla retrocessione patita l'anno scorso. È in vantaggio anche l'Ossese sul campo del Monastir per 1-0, 3-0 del Tempio al Nino Manconi contro il Taloro. Questo permette al Tempio di agganciare il Monastir al secondo posto in classifica, anche se la piazza d'onore spetta al Monastir, messo meglio negli scontri diretti. Rimane a -7 l'Ossese, che così disputerebbe i playoff. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi andremo anche
ai risultati della parte bassa della classifica. Calcio d'angolo per il Monastir, pallone al centro, De Solis prova a difenderlo, poi riesce a mettere oltre il limite dell'area di rigore, recupera Serra prova lo scambio con Carboni, poi cerca di mettersi anche in proprio, recupera la Nuorese che adesso prova a ripartire con Manca, servito Cossu, la strattonata di Mudu, il calcio di punizione in favore della Nuorese, ha guadagnato un calcio di punizione prezioso Alessio Cossu. Dicevamo della parte bassa della classifica, Ferrini in vantaggio qui a Nuoro, sale a 32 punti, rimangono al palo almeno per il momento sia il Barissardo sotto di un gol contro l'Iglesias che il Carbonia che allo Zoboli perde 1-0 contro il Calangianus. Sale l'Alghero in vantaggio per 2-0 al Walter Frau, sale a 30 punti superando appunto Carbonia e Barissardo, mentre a quota 29 troviamo il San Teodoro bloccato sullo 0-0 dal Lipunti. Torniamo in cronaca con Aru che gioca sulla destra, da Aru a Cocco. Cocco prova ad andare via a Carboni, il tocco del numero 4 della Ferrini sul capitano della Nuorese, calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra. Cocco va a giocare su Emerson, il pallone in avanti, non intervengono né Manca né Pittirra, palla che arriva comoda dalle parti di De Luca. Fa salire i suoi compagni De Luca, rimette lungo il portiere della Ferrini nella zona di Piroddi, che è anche la zona di Emerson, che arriva per primo sul pallone. La spizzata di Pittirra, recupera Serra, da Serra a Mudu sul settore di sinistra. Mudu chiama la corsa a Podda, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, così è pressato da De Solis. Podda con il tacco per Mudu, pressato da Pittirra, pallone che esce. L'ultimo tocco del giocatore della Ferrini che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro. Rimessa dal fondo per la Nuorese con Emerson che va a giocare a sinistra nella zona di Filia. Filia deve fermarsi, ancora palla ad Emerson, intanto si scaldano in 4 nell'area di riscaldamento della Nuorese. Oltre a Laconi vediamo anche Zannini, Puddu e Giuseppe Cocco. Intanto Tanda mette il pallone in avanti verso Cossu che prende posizione, Cossu costretto a uscire, ma il numero di Cossu su Mudu entra in area di rigore, Cossu la mette verso il centro, non ci arriva Manca. Eravamo un po' a metà tra il tiro e il cross, ma bello spunto di Alessio Cossu che guadagna gli applausi del Franco Frogheri quando siamo al quinto minuto della ripresa. Avanti la Ferrini per 1-0. Decide per ora l'autorete di Matteo Trini in chiusura di primo tempo. De Luca gioca in avanti, non ci arriva Podda, sistema il pallone Aru, chiama sulla corsa Manca, arriva Mancusi a chiudere anche su un possibile intervento di Cossu. Rimessa laterale per la Nuorese con Aru, si muove Manca, arriva il colpo di testa di Mudu, quello di Aru in anticipo su Podda, azione fallosa di Aru e calcio di punizione per la Ferrini. Sistema il pallone Mancusi, battuta in verticale di Mancusi, Aru in anticipo su Podda, stavolta in maniera regolare, poi Emerson spedisce il pallone in avanti, chiama lo scatto Manca e in anticipo Mancusi che copre l'uscita del pallone. Rimessa per la Ferrini, ma Nuorese che guadagna metri. Tanto continuano a farsi sentire i tifosi della Nuorese sistemati in curva nord, cercare di spingere la squadra verde-azzurra verso un pareggio che varrebbe la salvezza matematica, anche se con i risultati che stanno maturando la salvezza arriverebbe in ogni caso per la squadra di mister Ivan Cirinama. C'è tutto un secondo tempo da giocare qui al Frogheri come negli altri 7 campi dell'eccellenza regionale. Tanto Cossu si gira bene su Carboni, poi
sfida anche Mancusi, arriva a triplicare la marcatura Bonu, mette il pallone fuori, reclamava un fallo il capitano della Ferrini, non dello stesso avviso l'arbitro e nemmeno il primo assistente. Aru va a giocare su Manca, la sponda a cercare Pitirra, prolunga un difensore della Ferrini, pallone che diventa buono per Filia, da Filia a Tanda, a spalle alla porta, deve rifugiarsi da Emerson, Emerson in avanti a cercare Cocco, c'è la chiusura di Federico Boi che prova a ribaltare l'azione, da Boi a Piroddi, l'intervento di De Solis, il fallo di Gianluca De Solis e cartellino giallo, il primo della partita per il numero 22 della Nuorese. Ammonito Gianluca De Solis, le proteste del centrale nuorese. Il solito Carboni sul pallone. Salgono Bonu e Boi al limite dell'area. La codellata di Carboni, non ci arriva proprio Federico Boi che aveva provato a inserirsi all'altezza del secondo palo. De Solis. Emerson intanto piccolo battibecco anche quei tifosi che stavano beccando Trini, tanto Manca, la gioca in avanti, pallone lungo per l'inserimento di Cossu, esce De Luca. Battuta lunga di De Luca, pallone che rimbalza, Podda prova a prendere posizione su De Solis. Tentato la deviazione di sinistro, Podda non è arrivato sul pallone. Tanda, Cossu, Aru, Cossu contrastato da Podda che gli porta via il pallone, poi Serra lo mette in avanti in una zona dove non ci sono giocatori della Ferrini, Nuorese che prova a alimentare l'azione. Emerson la gioca in avanti, qui svirgola Mancusi, palla che esce in fallo laterale, rimessa per la Nuorese. Aru scambia con Pitirra, ancora Aru che la mette in mezzo, nessun problema per De Luca, blocca il pallone. Battuta lunga di De Luca, pallone per Filia di testa, Podda la mette giù, interviene Pitirra, recupera la Nuorese, Tanda, sbaglia il passaggio, qui Dore ruba palla a De Murtas, calcio di punizione in favore della Ferrini. Carboni sul pallone, come di consueto è lui l'incaricato delle palle inattive, tanti giocatori al limite dell'area di rigore, ne porta ben 6 la Ferrini, Nuorese che si difende quasi a pieno organico, fatta eccezione di Cossu. La battuta di Carboni, il colpo di testa da parte di Piroddi, Trini si distende e mette in calcio d'angolo. Bell'intervento del portiere della Nuorese, tiro non troppo angolato ma che poteva comunque causare problemi. Bel riflesso di Matteo Trini, intanto Nuorese che prepara i primi cambi.
Tanto qui il corner al centro, Pirodi prova la deviazione nuovamente, pallone che arriva da Mancusi. C'è un fallo in attacco, è rimasto a terra Aru. Proprio Aru dovrà lasciare il campo a Puddu appena l'arbitro autorizzerà questo primo doppio cambio per la Nuorese. Sostituzione nella Nuorese, esce il numero 20. Fuori anche Filia. Esce il numero 20 Filia. E dentro Laconi, quindi cambia gli esterni difensivi mister Cirinà, con Laconi e Puddu che prendono il posto di Aru e Filia. Laconi si sistema a destra, Puddu a sinistra. Esce il numero 13 Aru, entra con il numero 3 Puddu. Trini gioca corto su De Solis. Emerson all'indietro per Trini. Pallone su De Solis. Quindi Emerson rischia qualcosa sulla pressione di Pirodi, riesce a servire Puddu. Da Puddu in avanti per Cocco che stava andando incontro al pallone, Puddu l'ha data lunga, recupera Boi, quindi Pirodi pressato da Emerson che interviene in scivolata, Carboni alimenta l'azione della Ferrini, attenzione perché entra in aria Dore, dribbla anche se stesso, recupera la Nuorese con Tanda che scambia con Manca, anzi si trattava di De Murtas, quindi Cocco, sterzata di Cocco, l'apertura a destra dove c'è Laconi che gioca il suo primo pallone, Laconi supera Podda, quindi manca per De Murtas, pallone troppo lungo, prova a rincorrerlo Puddu, protegge l'uscita Zedda, rimessa Ferrini, con Boi che va a recuperarsi questo pallone, un quarto d'ora in archivio qui al Franco Frogheri in questo secondo tempo, ancora 1-0 per la Ferrini che sta per operare un cambio, sta per entrare Alexander, lo vediamo già a bordo campo. Puddu, Boi in anticipo su Cocco, recupera Tanda, da Tanda manca ancora per Cocco, Cocco la mette dentro a cercare Cossu, l'anticipo di Mancusi, quindi Carboni affrontato da De Murtas che gli porta via il pallone in collaborazione con Pitira, da De Murtas pallone ancora a sinistra per Cocco, Cocco affronta Boi, la sterzata di Cocco che mette il traversone verso il centro, Cossu se la ritrova addosso, gioca su Laconi, con sinistro Laconi, quindi manca, finisce a terra, non c'è fallo, riparte la Ferrini con Carboni, Pirodi, Zedda, Guadagna, vince il tackle Zedda, sfida Emerson, vince il brasiliano. Pallone per Puddu, rilancia l'azione Puddu, apre su Cocco, pallone di ritorno a cercare Puddu che fa valere la sua velocità, mette il pallone dentro per Manca, la manca ancora a Puddu, libera la difesa della Ferrini, prova a vivacizzare il gioco la Nuorese, soprattutto sul fronte sinistro. Tanda sbaglia il passaggio, interviene Zedda in chiusura, prova a ripartire la Ferrini con Podda, fermato fallosamente da Emerson, calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, mentre pronto il primo cambio per la Ferrini, esce Dore ed entra Alexander. Col numero 16 Alexander. Primo cambio dunque per la squadra cagliaritana.
Pallone in avanti a cercare Piroldi, anticipo di Emerson, il fallo di Piroldi su Emerson, calcio di punizione in favore della Nuorese. Tanda si è abbassato sulla linea dei centrali, gioca a lungo a cercare Cossu, l'anticipo di Mancusi, recupera Pitirra, Laconi, si deve fermare Laconi, gioca su De Solis, quindi Puddu, in avanti a cercare Cocco, Cocco centralmente per De Murtas, pressato dall'entrato Alexander, De Murtas gioca a destra su Laconi, da Laconi a Cossu interviene in chiusura Mudu che forse si fa male nell'effettuare questo intervento, rimane a terra l'esterno sinistro della Ferrini. Tanda, Emerson, tanto sta per entrare anche Giuseppe Cocco nella Nuorese, Laconi gioca su Pitirra, dato l'imbucata per Cossu, palla che esce a fondo campo, recupera De Luca per la rimessa in gioco, mentre sta per uscire De Murtas per lasciare il posto a Giuseppe Cocco. Sostituzione per la Nuorese, esce il numero 14 De Murtas, in campo con il numero 27 Cocco. Prova a dare più peso all'attacco mister Cirinà, però la Nuorese un po' in affanno che almeno in questo secondo tempo non ha ancora creato i presupposti per il pareggio, se escludiamo il bello spunto di Alessio Cossu. Nuorese che deve sicuramente fare qualcosa in più per raggiungere il pari, una sfida che si è messa male alla fine del primo tempo con il clamoroso errore di Matteo Trini che ha spedito con le mani il pallone dentro la propria porta per il vantaggio della Ferrini. Intanto Puddu per Tanda, Cocco, Fabio Cocco, scambia con Puddu, ancora Fabio Cocco, la sterzata di Fabio Cocco pressato da Alexander, quindi Puddu si continua a giocare, Puddu la mette al centro, una deviazione da parte di Boi, poi Mudu mette il pallone fuori, Cocco si lamenta ancora per un contatto con Alexander, quindi Emerson la mette in avanti per lo scatto di Puddu, pallone troppo lungo. Altro rinvio da fondo campo per De Luca. De Luca, De Solis in anticipo su Podda, forse l'ultimo tocco era del giocatore della Ferrini, ma non è dello stesso avviso l'assistente che assegna alla squadra cagliaritana la rimessa, il pallone forse era rimbalzato sulla schiena di Podda. Tanto palla verso Piroldi, De Solis protegge l'uscita del pallone, rimessa per la Nuorese con Laconi.
Laconi dietro per De Solis, quindi Trini. Rumoreggia il pubblico. Trini scambia con De Solis, quindi Pitirra apre a sinistra per Puddu che deve arretrare di qualche metro. Puddu scambia con Tanda. Porta palla a Tanda, gioca in verticale su Giuseppe Cocco che prova a eludere Boi, lo supera in velocità Giuseppe Cocco, limite dell'area di rigore, prova a mettere il pallone al centro per Manca. Leggermente impreciso, legge bene la situazione De Luca, primo spunto di Giuseppe Cocco, prova un po' ad animare la nuorese. Battuta in avanti di De Luca nella zona di Pirodi, rimbalza il pallone, recupera la nuorese con Tanda, Puddu, quindi Pitirra, sterzata di Pitirra su Carboni, poi l'apertura un po' complicata per Cocco, poi c'è il tocco di Zedda che mette il pallone in out, la rimessa per la nuorese con Emerson, gioca in orizzontale su De Solis, quindi Laconi, sbaglia il controllo Laconi, recupera Serra ma poi Laconi per un attimo riconquista la palla e poi guadagna la rimessa laterale rimediando al suo errore. Intanto attenzione che l'arbitro ferma il gioco perché dall'altra parte Pirodi è rimasto a terra, va a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante della Ferrini, il signor Mulas, mentre c'è qualche movimento sulla panchina della squadra ospite. Questa pagliacciata! Intanto c'è il pareggio del Monastir contro l'Ossese, 1-1, uno dato che cambia poco se non che l'Ossese adesso è a 9 punti dal Tempio. E quindi insomma nella zona di confine tra il poter disputare o meno i playoff. Al momento la semifinale si disputerebbe perché ci sono 9 punti tra le due squadre, cambia poco al vertice perché il Budoni è ancora in vantaggio a Villa Simius e si porterebbe addirittura a più 10 sulla seconda in classifica. Intanto si rialza Pirodi che esce dall'altra parte, non sappiamo se riprenderà la partita o se ci sarà un cambio. Sta per entrare il numero 17 Antic, sarà proprio Pirodi a lasciare il posto al numero 17, cambio che ancora non viene effettuato. Nuorese in avanti con Emerson che prova a innescare Manca, pallone troppo lungo. Sostituzione nella Ferrini, esce il numero 9 Pirodi, in campo col numero 17 Antic. Dentro Antic, Pirodi esce dall'altra parte, non dovrebbe cambiare nulla perché anche Antic è un attaccante abbastanza prestante dal punto di vista fisico, il numero 17 della Ferrini. In avanti, giocato da De Luca, Tanda in anticipo, quindi Cosu per Manca, resiste alla carica di Carboni, poi Manca chiama l'azione Laconi, Laconi prova a lanciare sullo spazio Cosu, legge bene la situazione Mancusi, da Mancusi in avanti a De Solis, scavalcato dal pallone che diventa buono per Antic, Antic tallonato da Emerson, litiga un po' col pallone, poi Emerson va a giocare su Puddu, tiene il pallone in campo Puddu, gioca su Fabio Cocco, lancio lungo di Fabio, poi in anticipo su Giuseppe Cocco, spedisce
il pallone in avanti, lo recupera Emerson, da Emerson ancora a Fabio Cocco che ha arretrato il suo raggio d'azione. Pitirra, li tira in avanti per Giuseppe Cocco, il dialogo con Tanda, Tanda va via, Bonu lo mette giù, calcio di punizione in favore della Nuorese, ammonizione per Alessandro Bonu, secondo ammonito della partita dopo De Solis. Si avvicina Emerson al punto di battuta. Cocco ed Emerson sul pallone per questo calcio di punizione da più di 25 metri. Sistema la barriera De Luca. Tre uomini per il portiere della squadra cagliaritana, con l'arbitro che catechizza i giocatori in barriera. Fischio del signor Mulas. Parte Cocco, palla sulla barriera, recupera Alexandre, poi Cocco in pressione commette fallo e attenzione perché potrebbe esserci il cartellino giallo anche per il capitano della Nuorese, un po' di nervosismo in campo. Ammonito anche Fabio Cocco. E calcio di punizione per la Ferrini. Sistema il pallone De Luca, mentre sul fronte nuorese si preparano anche Zannini e Steri. Palla in avanti, qui Pod anticipa Puddu, poi Emerson in anticipo su Antic. Pallone in avanti a cercare Giuseppe Cocco, la smorza a Boi, quindi Carboni in avanti a cercare Podda, altro anticipo, poi non è lucido Tanda nel rimettere questo pallone in avanti, regala la rimessa laterale alla Ferrini. Boi, la spizzata di Podda, poi interviene De Solis, Pitirra apre a destra dove c'è Laconi, da Laconi a Cossu, ancora per Laconi, Pitirra, elude la pressione di Serra, torna all'indietro da De Solis, De Solis apre nella zona di Puddu, mette giù il pallone Puddu, Puddu verticalizza per Manca, altro pallone lungo, rumoreggia il Frogheri, non vede la giusta reazione nella Nuorese, mentre sta per entrare Zannini. E anche Steri, sta per entrare Steri al posto di Pitirra. Tanto recupera Manca, prova a servire Cossu. Anticipo di Bonu su Alessio Cossu che va a recuperarsi questo pallone, a guadagnare la rimessa laterale. Forse l'ultima giocata anche per Alessio Cossu perché sta per subentrargli Zannini. E intanto c'è un giocatore della Ferrini a terra, dovrebbe essere Antic. Gioco nuovamente fermo, dobbiamo dire che in questo secondo tempo si è giocato davvero poco qui al Franco Frogheri. Questo sicuramente fa il gioco della Ferrini che è in vantaggio per 1-0, mentre non fa certamente quello della Nuorese. Sostituzione per la Nuorese. Ecco il doppio cambio che vi abbiamo annunciato, fuori Pitirra per Steri, in campo con il numero 4 Steri. fuori anche Cossu
Ancora un cambio per la Nuorese. E dentro Zannini. Numero 30 Cossu in campo con numero 21 Brandini. Esaurisce i suoi cambi mister Cirinà. Questo era il quarto, il quinto cambio a sua disposizione. Laconi gioca all'indietro su De Solis, quindi Emerson. Steri. Palla all'indietro su Trini, quindi Emerson. Steri apre a destra su Laconi. Da Laconi a Cocco, pallone di ritorno troppo lungo. Arriva prima di tutti Carboni che poi gioca centralmente su Alexander, sfidato da Steri. Alexander tiene palla, gioca in verticale su Antic, affrontato da 3 giocatori della Nuorese che gli portano via il pallone, guadagna la rimessa laterale la Nuorese. Puddu gioca su Steri. Ancora Steri per Puddu, prova a mettere il cross, contratto da Alexander che poi torna sul pallone servendo Antic, affrontato da Emerson che arriva per primo pulito. Intanto Emerson il lancio per manca, lascia scorrere De Luca. Questione di pochi centimetri stavolta. Sembrava davvero buono il lancio di Emerson su manca. Battuta lunga di De Luca, pallone che arriva a centrocampo, tanda di testa, poi Bono alleggerisce sul portiere. Manca in pressione De Luca, recupera con le mani. Palla in avanti, De Solis ci arriva di prima, poi Serra di testa, Mudu prima di Cocco, quindi Serra alza il campanile, il fallo di Podda su De Solis, calcio di punizione in favore della Ferrini. Emerson, tanda, Steri. Non è buono per Puddu, quindi ancora tanda in versione playmaker, palla in avanti a cercare manca. Il tocco per Giuseppe Cocco che in qualche modo vince il rimpallo, ma poi fischia l'arbitro per un tocco con il braccio. Aveva svirgolato il pallone Cocco che poi se l'era portato avanti in maniera del tutto involontaria. Tanto sale De Luca per la battuta del calcio di punizione. Laconi in anticipo su Podda, poi spedisce in avanti Mancusi direttamente dalle parti di Trini. Puddu. Zannini, ancora Puddu. Emerson a De Solis, prova a distendersi la Nuorese. De Solis in avanti, Mudu interviene sulla linea di passaggio, ma recupera il pallone Steri. La Steria manca, prova a destreggiarsi tra 2 avversari, manca. C'è il fallo ai suoi danni, calcio di punizione per la Nuorese. Sistema il pallone Steri che pensa anche a una battuta veloce, ma poi si ferma il numero 4, sale Emerson per la battuta di questo calcio di punizione. Stavolta il giocatore brasiliano dovrebbe andare al tiro. Sistema la barriera De Luca, mentre siamo quasi al 38esimo minuto. 1-0 in favore della Ferrini qui al Franco Frogheri.
decide ancora l'autorete di Matteo Trini nel corso del primo tempo. L'arbitro va Emerson, pallone che non si abbassa in tempo, palla sul fondo. Ci ha provato se non altro sul calcio di punizione la Nuorese. Tanto il pallone in avanti, De Solis di testa, manca Tanda, invita l'azione Giuseppe Cocco, il pallonetto e la palla in rete! Ma il gol è stato annullato, forse per un fallo in attacco di Giuseppe Cocco, aveva preso il tempo a Boi, va a chiarirsi, non protesta nemmeno il giocatore della Nuorese. La spinta su Boi è servita a prendere il tempo al difensore, tra l'altro ex nuorese. Tutto fermo, vano il pallonetto che è finito alle spalle di De Luca. Gol annullato. Si continua a giocare. De Luca, De Solis, Laconi di testa, poi Mudu direttamente nella zona di Trini. Da Trini a Puddu, Emerson, Laconi mette giù il pallone, quindi De Solis, ancora su Emerson, Steri la gioca a sinistra su Zannini, affrontato da Alexandre, Zannini gioca centralmente su Tanda, da Tanda ancora Emerson. Apertura di Emerson nella zona di Cocco, Mudu con qualche patema di troppo spedisce in out, si riparte da Laconi per Tanda, scambiano i due, pallone troppo lungo, lo protegge Mancusi, poi Tanda interviene in scivolata, forse va a contatto con De Luca che rimane a terra, ammonito anche Tanda, il terzo ammonito per la Nuorese dopo De Solis e Fabio Cocco. Intervento in ritardo, protesta del pubblico, poco convinto diciamo del contatto tra i due giocatori. Mentre stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti del tempo regolamentare con Franco Froghieri. Guadagna qualche secondo il portiere della Ferrini. Battuta lunga di De Luca nella zona di Antic, prima di lui De Solis, poi Alexandre in due tempi, litiga un po' con il pallone, recupera Steri, Puddu porta palla, va via ad Alexandre, poi la gioca sulla destra dove c'è Cocco, pallone a metà strada tra il capitano e Laconi, rimessa per la Ferrini. Cerca sempre di rallentare un po' le operazioni di gioco la squadra di Mister Mura, che è a pochi minuti da un successo, potrebbe essere davvero importante in chiave salvezza per una Ferrini che domenica prossima riceverà il Monastir Alpolese e poi chiuderà con uno scontro diretto che potrebbe essere a quel punto decisivo allo Zoboli contro il Carbonia. Chiaramente ci sono ancora questi minuti da giocare, la Nuorese adesso prova a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Qui Zannini la mette direttamente sul fondo. Traversone lungo per tutti che finisce oltre la linea di fondo campo.
Battuta lunga di De Luca, stavolta arriva per primo Antic, ma Laconi anticipa Podda. Commette fallo il numero 11 della Ferrini, calcio di punizione per la Nuorese. Emerson gioca corto su Steri, porta a palla Steri andando via ad Antic, poi serve Puddu a sinistra, da Puddu a Tanda. Tanda gioca su De Solis, c'è Laconi largo a destra, servito Laconi che ha lo spazio per mettere il cross, la deviazione di Mudu diventa un assist comodo per l'uscita di De Luca. Blocca il pallone, cerca di guadagnare ancora qualche secondo il portiere della Ferrini, che va adesso a battere lungo nella zona di Podda, il duello con Laconi, pallone che rimbalza, quindi De Solis con la schiena, Zedda, quindi Alexander, serve ancora sulla destra Zedda, va ad andare via Zanini, quindi Carboni per Alexander, prova a distendersi la Ferrini, Alexander chiuso da Puddu, quindi si torna da Emerson, ancora per Puddu, centralmente a cercare Tanda, indugia un po' troppo Tanda, rischia qualcosa, poi Laconi arriva in anticipo su Podda, Tanda, Steri per Puddu, si va ancora da Tanda, c'è Laconi largo, lo vede ora Tanda, Laconi affrontato da Mudu, Laconi prova a mettere il traversone col sinistro, ribattuto da Antic in ripiegamento difensivo, Laconi deve tornare da De Solis, De Solis per Steri, quindi Emerson, ancora su De Solis, sbaglia il passaggio per Steri, lo recupera Antic e può ripartire la Ferrini con Carboni. Carboni affrontato da Steri, deve fermarsi il numero 4 della Ferrini, raddoppiato da Laconi, guadagna il massimo sia la rimessa laterale. Mudu in avanti a cercare Antic, fermato da De Solis, Nuorese che può ripartire con Emerson, servito Puddu, ha spazio Puddu per portare palla, tanto 5 minuti di recupero, Fabio Cocco scambia corto con Laconi, da Laconi si torna da De Solis, da De Solis a Emerson, c'è Puddu largo a sinistra, viene servito, si avvicina a Steri, Puddu porta a palla, pressato da Alexander, gioca su Laconi a destra, si è aperto Cocco, Cocco mette il pallone dentro col sinistro, palla che non si alza, la recupera Carboni, Carboni serve Mudu sulla corsa, tallonato da Cocco, intervento in scivolata di Laconi, ammonito anche Andrea Laconi, ha preso un po' tutto, ha preso palla e pallone, l'esterno destro della Nuorese, quarto ammonito per la squadra verde-azzurra, a fronte di uno della Ferrini, anche questo racconta forse l'atteggiamento un po' nervoso della squadra verde-azzurra in questo finale di gara. Ha creato poco la squadra verde-azzurra per cercare di raggiungere il pareggio, è vero anche che non ha fatto tanto in più la Ferrini, anzi Ferrini che è stata premiata da un clamoroso errore di Matteo Trini, chiaramente in riferimento al portiere della Nuorese parliamo di un estremo difensore dalla carriera davvero importante, è chiaro che quando sbagliano i portieri il peso è sempre maggiore e fino a questo momento quell'errore è decisivo nel determinare il risultato della partita di oggi. Intanto
Usai per la Ferrini, lascia scorrere, guadagna il calcio d'angolo. Ferrini che tiene la Nuorese lontana dalla propria area di rigore, ma che non porta tanti giocatori in avanti, anche perché la Nuorese lascia ben 3 giocatori all'altezza della linea di metà campo. Qui Usai mette direttamente fuori. Nuorese che può ripartire con Trini, che la gioca su Puddu. Svirgola Puddu, palla che esce direttamente oltre la linea dell'out di sinistra. Poco lucida la Nuorese in questo finale. Rini che rimette in gioco, Emerson alza un campanile che finisce direttamente fuori. Ancora Ferrini con Boi in avanti, il colpo di testa di Puddu, quindi ancora Boi ad alimentare l'azione verso Usai, fermato. Intanto Puddu prova il duello con Alexander che gli porta via il pallone, servito Antic al limite dell'area di rigore, vince un rimpallo, poi esce Trini ad anticipare l'attaccante della Ferrini. Trini rimette lungo nella zona di manca, l'anticipo di Boi, quindi Alexander. Carboni in avanti, Usai non riesce a tenere il pallone in gioco, rimessa per la Nuorese. Per tutti i calcoli legati alla zona retrocessione vi rimandiamo alle interviste del dopogara, non possiamo farli in presa diretta, ci sono tanti risultati da analizzare. Possiamo però dirvi che il Budoni è ancora in vantaggio a Villa Simius e dunque il Budoni oggi chiude i giochi per quanto riguarda la promozione diretta in Serie D. Tanto De Luca la gioca in avanti nella zona di Laconi, incespica Laconi, Serra si accontenta di una rimessa quanto mai preziosa come squadra cagliaritana, 3 punti che non tolgono la Ferrini da ogni pericolo, ma che sicuramente danno ossigeno alla classifica. Arriva adesso il fischio finale del signor Mulas di Cagliari. La Ferrini espugna il quadrivio battendo la Nuorese per 1-0. Decisivo l'autogol di Matteo Trini al 43esimo del primo tempo. 3 punti pesanti per la Ferrini. Per la Nuorese dovremo attendere un po' la fine di tutte le partite per sapere se 36 punti sono sufficienti per raggiungere la salvezza matematica o se ci sarà ancora da lottare nelle prossime 2 partite. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito da casa, ringrazio Chicco Piu per la preziosa collaborazione all'immagine e alla regia, highlights e interviste in settimana. Per ora a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.